Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo con l'autorità di sistema del mare di Sardegna che ha comunicato la scorsa settimana i dati relativi al 2021. Dati positivi con una crescita dei traffici rispetto all'anno precedente del 40% e parliamo di 4 milioni di passeggeri che sono sbarcati nell'isola. Parliamo di 4 milioni di passeggeri che sono sbarcati nell'isola, parliamo quindi di un aumento importante che non ci riporta ancora purtroppo ai livelli pre-Covid, quelli del 2019, che però fu un anno assolutamente straordinario e soprattutto ci segnala anche una ripresa importante del traffico merci che invece arriva molto a ridosso dei numeri pre-Covid. Questo significa che sostanzialmente viene mantenuto quel trend che stavamo monitorando. Noi abbiamo un sistema di monitoraggio molto attento e raffinato che ogni 10 giorni vede praticamente qual è l'andamento dei traffici e che ci aveva dato delle indicazioni incoraggianti. Ma ci dice anche una verità che conosciamo, e cioè che per noi il trasporto marittimo di persone e di merci è fondamentalmente ineludibile, mentre da altre regioni d'Italia può essere vicariato tranquillamente con altre modalità di trasporto, per esempio quello ferroviario o quello stradale, da noi ovviamente questo non è possibile. Però segnala anche uno stato di salute importante non solo delle nostre imprese di trasporto e della nostra logistica, ma anche delle nostre infrastrutture portuali che hanno saputo in tutto questo periodo non semplice, per le continue emergenze e soprattutto per il fatto che c'erano dei picchi, un andamento assolutamente irregolare dei traffici, ha saputo dare una risposta, devo dire, esemplare. Per questo devo ringraziare tutto il cluster portuale, marittimo che opera in Sardegna, quindi le imprese portuali, le imprese di trasporto, le imprese di logistica. Bravi tutti, abbiamo fatto tutti insieme un gran bel lavoro. E c'è la conferma del fatto che nei 2 anni della pandemia la Sardegna ha potuto reggere grazie al commercio che arrivava via mare. Assolutamente sì, ha retto e devo dire che lo ha fatto in maniera inaspettatamente efficiente ed efficace, anche perché ricordiamoci che all'inizio della pandemia nessuno aveva dei parametri di riferimento. Faccio solo un esempio: all'inizio della pandemia ci ha trovati totalmente sprovvisti di difese. Bene, quando ancora si discuteva di che virus si trattava, di quanto era contagioso o meno, nei nostri porti le imprese portuali lavoravano con dei DPI fatti in casa, con i guanti che si comprano al supermercato, con le mascherine che usano i saldatori o i carrozzieri. Ecco, o con gli occhiali antischegge dei saldatori. Queste sono il modo in cui si è lavorato, e devo dire che il nostro cluster, tra l'altro, nonostante avesse rapporti con il bordo, con i camionisti, con gente che arrivava da tutte le parti d'Italia, si è mantenuto sufficientemente salvo, con pochi episodi o comunque un numero limitato di episodi di contagio. Leggendo il vostro rapporto spicca il fatto che il traffico crocieristico sia addirittura cresciuto del più 735%. Lì questi sono i miracoli della statistica. È evidente che siccome il traffico crocieristico nel 2020 è andato completamente a zero,
quindi se noi ovviamente da zero facciamo un numero anche basso, ci vuole poco a fare. Ecco, ma le prospettive di questo settore, di questo comparto che ci vedeva protagonisti fino al 2019, per il 2022 come sono? Le prospettive sono sicuramente di un anno, ma non solo in Sardegna, dappertutto di un anno di riposizionamento. Questo è un settore che è stato devastato dalla pandemia perché fondamentalmente è arrivato quasi a zero, mentre il traffico di merci, come abbiamo detto, non si è potuto fermare, e quello passeggeri si è fortemente rallentato in alcuni mesi, però poi in altri è ritornato quasi normale. Quello crocieristico, per ragioni facilmente intuibili, non è un traffico mandatorio, non è obbligatorio andare in crociera, mentre per le merci è obbligatorio invece spostarsi via mare, e per i passeggeri e per un certo tipo di passeggeri era obbligatorio. Quindi in parte per tutta questa serie di motivi il traffico si è completamente annullato, siamo arrivati a un meno 98%, ma non solamente qui, a livello mondiale, navi ferme. Ecco, teniamo conto che la programmazione del traffico crocieristico normalmente avviene tra i 24 e i 36 mesi prima, quindi in questo momento ancora una programmazione per il 2022 ovviamente molto limitata, sta incominciando a prendere piede una programmazione per il 23 e 24, considerando che dovremmo essere usciti totalmente dalla pandemia. Quindi io posso dire, quello che dicono tutti gli studiosi di questo tipo di trend, che ci auguriamo che il 22 sia un anno, come dire, di riposizionamento per raggiungere nel 23 o ritornare nel 23 a dei livelli, se non vicini, diciamo perlomeno di recupero importante sulla pre-crisi. Tra le novità maturate o nodi irrisolti nel 2021, quello dell'ingresso di Arbatax nel sistema portuale gestito dall'autorità. Sì, un ingresso fortemente cercato da tutti. Noi abbiamo immediatamente riversato molta energia sulle problematiche di Arbatax, perché è un porto piccolo ma che ha grandi potenzialità e che ha bisogno ovviamente di importanti investimenti. Nel nostro bilancio preventivo abbiamo immaginato di vincolare oltre 30 milioni di euro per degli interventi urgentissimi sulla banchina, che è al momento inutilizzabile, sulla stazione marittima ben 8 milioni e sul rifacimento di tutti gli impianti di security e soprattutto di illuminazione. Diciamo che noi contiamo in un paio d'anni di effettuare questi investimenti e di poter portare ad Arbatax quei benefici visibili che tutti si attendono. Entro giugno è confermato l'avvio dell'Agenzia dei lavoratori del mare che interessa i dipendenti del Porto Canale? Assolutamente sì, entro il 30 giugno la legge ci attribuisce questa possibilità e ci attribuisce questo onere. Noi stiamo già lavorando molto intensamente su questo, abbiamo avuto già diversi incontri anche con le organizzazioni sindacali, stiamo predisponendo lo statuto, insomma credo che arriveremo probabilmente anche in anticipo su questa scadenza nella costituzione dell'Agenzia dei lavoratori del transshipment nel Porto di Cagliari. E veniamo alle note dolenti. I giornali riportano la scorsa settimana, soprattutto i giornali sardi, di questa guerra tra il sindaco di Olbia Nizzi, che vorrebbe un'autorità di sistema del Nord Sardegna. Ma io dico sempre che le guerre per essere combattute si devono fare in due. Io non faccio nessuna guerra, io sono un servitore dello Stato, un amministratore pubblico, e quindi io amministro quello che la legge mi dice di fare. Al momento c'è un'autorità unica e io questa autorità ovviamente la amministro. Sono convinto, perché non rinuncio alle mie idee, anche se questo può generare qualche malumore nei confronti di qualche amministratore locale, ma sono polemiche molto localistiche, diciamo. Io non rinuncio a sostenere la teoria e anche la pratica che il sistema è un valore aggiunto, in quanto tale, che consente una gestione più ordinata, più efficace, più economica delle risorse a disposizione. Se poi si vuole fare la gara a chi è più importante, a chi produce di più, a chi produce di meno, sono ragionamenti che non mi interessano. Incalzo. Il sindaco Nizzi dice: ma in Sicilia ci sono due autorità di sistema. Sì, non è che fare due cose sbagliate ne fa una giusta. A mio avviso ci saranno anche due autorità di sistema, come probabilmente ce ne sono anche in qualche altra regione, ma fondamentalmente io credo che
utilizzare o impegnare delle risorse di attività, di organizzazione, ma anche risorse economiche nel farsi la guerra o nel farsi, come dire, una sana concorrenza, che comunque di fatto è una guerra commerciale, tra porti della stessa regione, dello stesso settore, sinceramente io la trovo una perdita di energia e di tempo, di risorse veramente importanti. Quindi io sono convintissimo del fatto che il sistema unico sia un valore aggiunto. Se poi la politica, il governo, cioè il Parlamento deciderà di cambiare la legge e il governo deciderà di scindere l'autorità di sistema portuale in 2, 3 o 4 autorità portuali singole, io ovviamente non ho nessuna capacità, possibilità e interesse ad esprimermi in maniera favorevole o contraria. Dico semplicemente che al momento il sistema sta dando dei valori aggiunti importanti. Se poi il problema è, e questa è veramente una piccineria, fatemelo dire, ancora questa noiosissima polemica se la sede debba essere a Cagliari, a Olbia, come le sedi di vari enti, no? Per cui qualcuno ritiene di aver risolto i suoi problemi se ha messo la sede a Nuoro piuttosto che a Sassari piuttosto che a Cagliari. Lo dico francamente, l'ho detto per scherzo, lo ribadisco. Cioè la sede per me può essere anche al Nuraghe Losa di Abasanta, peraltro paese dal quale, come dire, provengo, la mia famiglia proviene, di cui sono originario, quindi, come dire, ne sarei contento. Non è quello il punto, non è dove sta la sede, ma anche qui la sede è prevista per legge, perché la sede è quella la sede dove c'è un porto core della rete TEN-T. Cagliari è un porto core della rete TEN-T, ma non perché l'ha deciso il governo, ma la rete TEN-T è la rete dei Trans-European Network Trasporti, che è la rete europea dei trasporti. Cagliari è considerato porto core della rete europea dei trasporti, che è una cosa decisa dalla Commissione europea che la modifica periodicamente, la sta rimodificando. Olbia non lo è per motivi facilmente intuibili, perché la rete TEN-T individua praticamente quelli che sono i porti strategici. Cagliari lo è, evidentemente Olbia non lo è, o non lo è per questo tipo di valutazioni. Quindi la legge prevede che sia Cagliari. Se poi qualcuno la modifica e dice che la sede deve essere Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, ripeto, il centro della Sardegna la facciamo ad Abbasanta, per me va bene lo stesso, nel senso che l'importante è che continuiamo a mandare avanti un sistema di gestione unico che sta funzionando molto bene e sta dando dei risultati molto efficaci. Un'ultimissima cosa, siamo nella piena attualità, sempre riguarda Olbia, il Molobrin si trasforma da porto commerciale a porto turistico per i grandi yacht? Beh, il Molobrin non è più un molo commerciale da quasi 20 anni. Noi ci siamo resi conto che fondamentalmente per un utilizzo alternativo dovevamo fare una modifica agli strumenti pianificatori esistenti. Abbiamo fatto un adeguamento tecnico funzionale al piano regolatore vigente e abbiamo consentito l'utilizzo per l'attività turistico-ricreativa. Quindi questo fondamentalmente apre la strada a tutta una serie di procedure, peraltro già avviate da tempo, che erano indirizzate in tal senso, ma che si erano dovute fermare perché non esisteva ovviamente una pianificazione in tal senso. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore.
le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana continuiamo il nostro viaggio nella Sardegna che produce, nella Sardegna dell'elite, in questo caso nel settore vitivinicolo. Siamo con Valentina Argiolas dell'omonima cantina. Vediamo di fare un bilancio di quello che è stato il vostro 2021. Ma contro le aspettative è andato bene. Abbiamo un po' navigato a vista perché c'erano chiusure continue, non solo in Italia, perché noi abbiamo un mercato molto internazionale, ma anche in tutto il resto del mondo, quindi aperture, richiusure, spostamento di ordini, blocco di container. Per dire, vista la situazione generale, abbiamo chiuso con dei numeri molto positivi, anche oltre le aspettative. Come è andato il vostro rapporto con il mercato inglese che cambiava in termini di export? Per lì abbiamo avuto alcune difficoltà dovute alle dogane, alcune lentezze, oltre al fatto che sono rimasti chiusi molto più di noi e quindi l'anno del 2021 loro non hanno lavorato se non negli ultimi mesi dell'anno. Si sono ripresi velocemente, hanno fatto delle belle prospettive di acquisto per questo anno, quindi stanno lavorando bene. Loro sono aperti già da tempo, senza restrizioni, quindi la ristorazione si è risvegliata molto velocemente. Cosa ne pensa Valentina Argiolas di questa iniziativa della Comunità Europea che vorrebbe mettere nelle etichette del vino una dicitura dove si richiama a termini di pericolosità per la salute? Se si beveva dai tempi nuragici in Sardegna e se è presente in tutta anche la bibliografia legata all'aspetto religioso, secondo me è proprio una contraddizione. Il bere è intelligente, naturalmente, fa parte della nostra cultura millenaria, della nostra cultura mediterranea e cucina mediterranea ed è anche uno degli elementi che, se consumato in maniera moderata, aiuta a vivere meglio, quindi una contraddizione in genere. L'Italia come si sta attivando a livello di Ministero dell'Agricoltura? No, stanno combattendo, gli produttori stanno combattendo attraverso sia i consorzi che le associazioni di categoria. Poi Francesca, mia sorella, che segue più questo aspetto, sia l'Unione Italiana Vini che Federvini, stanno facendo sentire la loro voce in maniera molto forte, quindi io penso che verrà ascoltata per forza, perché non solo l'aspetto salutistico, ma anche è molto importante per l'Italia economica, e per la Francia, per la Spagna, per tutto quello che comunque è l'Europa del vino. Quindi dubito che possano tutti gli stati messi insieme fare in modo che non venga ascoltata la propria voce. Come sarà questo nuovo anno? Oddio, stiamo iniziando a fare tutte i meeting annuali con tutti gli importatori, sono abbastanza propositivi, nonostante chiusure ancora. Per esempio Hong Kong, abbiamo finito adesso un incontro con Hong Kong, sono chiusi per il lockdown, però hanno fatto delle proposte di acquisto migliori di quelle dello scorso anno, quindi c'è voglia, c'è ottimismo. Nel frattempo, e questa è l'ultima domanda che ti faccio, si parla del ritorno degli stranieri in Sardegna e per voi è molto importante perché promuovevate delle visite guidate. Sì, la stagione si prospetta buona, è stata buona anche l'anno scorso contro tutte le previsioni, molto pubblico italiano, però molto pubblico alto spendente, quindi persone
più interessanti per noi dal punto di vista di conoscenza, anche di tipo di degustazione che venivano prenotate. E quest'anno invece ci sarà un rientro, visto anche che dal 1 febbraio ho letto non ci sarà più bisogno di varie quarantene per chi ha il Super Green Pass, quindi la Sardegna è sempre vista in maniera molto positiva da chi viene da fuori, sia per questo clima meraviglioso come oggi, sia per queste grandi estensioni e poca popolazione, quindi diamo un po' l'idea di isola felice. Ecco. Abbiamo lasciato le cantine Argiolas e adesso proseguiamo il nostro percorso parlando di turismo. Nelle ultime 2 settimane sono stati i nostri ospiti Davide Collu, direttore del T-Hotel, e la scorsa settimana Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna. Oggi siamo con Mario Cioffi, che è direttore storico dell'Hotel Cormoran di Villa Simius, ma anche vicepresidente di Confindustria Turismo. Parliamo soprattutto di questo nuovo anno. I tuoi colleghi mi hanno detto che ci potrebbe essere un ritorno degli stranieri dopo 2 anni di pausa. Sì, finalmente c'è una richiesta degli stranieri. Proprio da poco sto venendo da un giro dal Nord America, fatto proprio in questo momento, dove hanno la volontà proprio di uscire e di tornare in Europa. La Sardegna comunque nella sua insularità rimane sempre un prodotto di punta, piace, è un prodotto che attira, è una destinazione molto forte. In Europa tutti i paesi di lingua tedesca sono quelli che stanno prenotando veramente in grande anticipo, fermo restando che la Svizzera rimane sempre la destinazione primaria. A loro piace tantissimo la Sardegna, più o meno il 10% della popolazione svizzera viene in vacanza in Sardegna, ricordiamocelo questo. Stanno tornando, stanno prenotando, al momento noi paragonato anno su anno siamo un più 30% di prenotazioni straniere. Che problematiche dovete affrontare con il turista che arriva dagli Stati Uniti? Beh, dagli Stati Uniti in questo momento, con la continuità attuale, abbiamo una compagnia aerea molto valida, bella, però non vola in code share con altre compagnie, quindi se io arrivo dal Nord America, arrivo su Roma o su Milano e poi devo venire in Sardegna, devo sbarcare, fare dogana, prendere i bagagli e rimbarcarmi di nuovo su un altro volo, quindi questo è un grande limite. Infatti negli Stati Uniti noi consigliamo a tutte le agenzie purtroppo di volare via Parigi, via Monaco, via Francoforte oppure via Amsterdam, dove hanno i collegamenti diretti Air France, KLM e Lufthansa su Cagliari. Dottor Cioffi, con i suoi colleghi abbiamo sottolineato la problematica di ogni stagione. A maggio abbiamo un limite alla nostra continuità territoriale. Quello va al di là del turismo, è impensabile che io non possa prenotare da sardo, del quale mi ritengo, un volo per andare a Milano o Roma, quindi parliamo di Fiumicino piuttosto di Linate, dopo maggio. Dall'altro lato chi pianifica la vacanza finalmente si sta arrivando ad una finestra di vendita molto più ampia rispetto agli anni che abbiamo visto bui, dove si prenotava 2 settimane prima. Quindi io se volessi pianificare una vacanza arrivando dal Lazio o dalla Lombardia, purtroppo non posso usare la continuità territoriale, non posso usare la compagnia che ha tanti collegamenti su Cagliari. Paolo Manca osservava che potrebbe essere l'anno buono per ritornare all'appuntamento di apertura alla vigilia di Pasqua. Sì, ci sono tutti i numeri, dipende sempre, la pandemia permettendo, ci sono tutti i numeri e tutte le possibilità per aprire a Pasqua, perché poi guardiamo oggi una giornata come questa, siamo una destinazione dove ha la fortuna di avere una natura molto benevola ed è un clima veramente bello. Domanda conclusiva, in qualità di vicepresidente di Confindustria Turismo, una valutazione delle operazioni che ha messo in campo nel 2021 e programmato per il 2022 l'assessore del turismo, che riguardano Sardegna Isola dello Sport e il secondo Sardegna meta del pellegrinaggio religioso. Beh, sono 2 prodotti che possono fare da corollario al prodotto principale, che è quello del turismo mare. Una destinazione deve avere più prodotti, certo ben vengano, ma non sono la salvezza. In conclusione, affrontiamo questa nuova stagione con pieno ottimismo? Sempre. L'ottimismo ci vuole sempre, anche perché noi siamo a contatto con un turista, con un cliente che viene qui e vuole essere felice di essere venuto in una bella destinazione. Quindi il sorriso e la benevolenza ci vuole sempre. Sempre, se la pandemia ci lascia un attimo di pausa, almeno
nel periodo primaverile estivo. Sì, oramai la pandemia è divenuta una sensazione di sicurezza. Se io mi sento sicuro in una destinazione ci vado, e la Sardegna questo offre molta sicurezza. In questo caso negli spazi non abbiamo delle strutture anche alberghiere che hanno pochi spazi esterni. La fortuna della Sardegna sono proprio lo spazio esterno, lo spazio verde e il fatto che è poco abitata. Un'ultimissima cosa che riguarda il turista britannico. Dopo le scelte che sono state fatte 2 anni fa a livello di governo, c'è un rallentamento dei loro arrivi verso l'Italia e la Sardegna? Lì sono scelte, diciamo, politiche governate da quello che saranno le autorizzazioni nel viaggiare o nel non viaggiare, quindi ricordiamoci, il viaggiatore di mestiere viaggerà sempre, è quello che andava in Africa negli anni praticamente pericolosi, che va in destinazioni dove non ci si può andare, però il turista, colui che fa il core business, i grandi numeri, loro possono essere limitati nel venire in Sardegna. Mi esprimo meglio, quindi nel momento in cui la Gran Bretagna riterrà sicuro venire in Sardegna, darà la possibilità ai suoi cittadini di venire in Sardegna e l'Italia toglie tutte le restrizioni, a quel punto quel mercato si apre. Se c'è un corridoio, se c'è una strada, i collegamenti ci sono, lo ricordavano anche i romani, dove c'è una strada c'è business e c'è commercio. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirs.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, azienda leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In apertura di trasmissione abbiamo parlato di trasporto marittimo, abbiamo parlato di vitivinicoltura, ancora di turismo e adesso nella redazione cagliaritana di Telesardegna la Manifattura Tabacchi è ospite Filippo Murru, che è presidente del Comitato degli Imprenditori Agricoli Sardi, e con lui andiamo analizzare un qualcosa che avevamo affrontato circa un mese fa insieme all'assessore Quirico Sanna, assessore all'urbanistica, che riguardava il piano casa. In modo particolare l'attualità ci dice che l'articolo 1 è finalmente libero dai vincoli del governo
per decisione della Corte Costituzionale. Sì, è stata una notizia che abbiamo appreso da subito con grande entusiasmo, anche perché, ahimè, gran parte dell'impianto del piano casa è stato cassato, quindi questa, diciamo così, mira centralista da parte dello Stato si è fermata sugli ambiti rurali, che nel pronunciamento è emerso a chiare lettere che gli ambiti rurali non sono da considerarsi come un bene soggetto a tutela paesaggistica, essendo degli ambiti appunto produttivi primari e di importanza centrale anche per la nostra regione, e pertanto è fatta salva da parte della regione la piena e totale autonomia in ambito rurale, e quindi senza, diciamo così, tenersi a quelli che sono gli ambiti di pianificazione paesaggistica previsti per le altre tipologie di ambiti urbanistici. Cosa rappresenta nel vostro ambito questa decisione? Questa decisione rappresenta finalmente, seppur avendo il piano casa un discorso di temporaneità, quindi un ambito temporale circoscritto, però apre una strada sul riutilizzo degli ambiti rurali, perché la prevalenza delle direttive per le zone agricole già presenti da anni su tutti gli atti di pianificazione paesaggistica a livello comunale e regionale vengono, diciamo così, messi in secondo piano, e questo favorisce lo sviluppo produttivo di aree che per anni, ahimè, grazie ai vincoli irrazionali del PPR, vedasi i vincoli relativi alle bonifiche ai sistemi del territorio, erano stati preclusi da ogni forma di intervento edilizio e di sviluppo sostenibile. Quindi con questo diciamo così, pronunciamento si pongono le basi per poi portare in prospettiva futura, è un qualcosa sul quale la Regione sta già lavorando, all'adeguamento di tutti i PUC al PPR, e quindi con l'eliminazione, il superamento di quegli ostacoli che appunto hanno in questo ultimo, anzi oltre decennio, da che è in vigore il piano paesaggistico regionale, impedito ogni forma di sviluppo in agro. Fatta questa valutazione, vediamo come il vostro mondo si presenta al 2022. Si parla di piano nazionale di ripresa e resilienza. Fino a che punto il mondo rurale è interessato a livello regionale a questo discorso? Ma diciamo che oggi il tasto dolente resta ovviamente quello che è uno strumento già in essere, in vigore da anni, che è il PSR. Già il 2014-2020 continua ad andare, ahimè, sulla spesa, parliamo di spesa produttiva, quella spesa per investimenti, non sicuramente quella spesa che viene sempre decantata, che riguarda la sussistenza, quindi i classici premi agricoli. Se parliamo di investimenti produttivi, la spendita di questi fondi e quindi la loro erogazione, quindi nelle tasche delle imprese, arrivano a rilento. Quindi oggi abbiamo visto anche nell'ultimo bilancio che ci sono scarse risorse sull'agricoltura, sono state stanziate, e questi sono comunque dei punti che non danno a ben sperare. Sicuramente il sistema regionale, prima di pensare a tutti questi piani di resilienza e via discorrendo, dovrebbe adeguarsi, tararsi su quella che è la spesa, e quindi l'agenzia che è preposta al pagamento, che è organismo pagatore, Argea, dovrebbe migliorarsi e strutturarsi in modo tale da garantire tempi certi agli imprenditori sulle erogazioni dei fondi. Se non abbiamo come caposaldo, come base questo aspetto importantissimo, che è l'erogazione dei fondi, noi non possiamo, rischieremo sempre di fare un discorso a vuoto e fine a se stesso. È inutile continuare a parlare di prospettive quando manca poi la sostanza, che appunto è l'erogazione. L'erogazione e la gestione burocratica appunto di questi fondi. A quanto ammontano i fondi del piano di sviluppo rurale per i prossimi anni? In teoria non sono ancora emerse quelle che sono, diciamo così, gli indirizzi in termini di quantificazione. Noi sappiamo che sulla presente programmazione erano previsti circa 1.300 milioni di euro, e che grazie al fatto,
possiamo dirlo un po' anche a malincuore, siamo rientrati in obiettivo 1, doveva essere previsto un più 30% di fondi. Restano poi sempre gli obiettivi di performance che vengono in parte rispettati ma in buona parte traditi, quindi c'è anche un rischio di penalizzazione futura per la prossima programmazione. Quindi l'attenzione sul settore rurale merita una seria riflessione, perché ad oggi non è neanche dato sapere quelle che saranno le linee di programmazione future, cioè dove si andranno a indirizzare le risorse della futura programmazione. Cioè non si è ancora aperto un tavolo, un confronto pubblico dove si sono poste chiare linee su quelle che devono essere appunto gli indirizzamenti delle voci di spesa su un ambito produttivo piuttosto che di sussistenza, o anche un ambito di innovazione. Innovazione intesa come precision farming, quindi utilizzo di tecnologie a vantaggio dei processi produttivi primari. Anche su questo tema abbiamo visto ancora c'è tanta nebbia, insomma. Parliamo adesso di cose che riguardano la sua azienda in particolare. Nel volgere di 2 anni sono nate delle produzioni che riguardano i liquori, in modo particolare di alta gamma, sì. Ed è arrivata la soddisfazione del gambero rosso, sì, che vi ha riconosciuto tra i prodotti ad alta qualità in Sardegna. Sì, è stata una sorpresa molto gradita, un articolo di Federico Bellanca, giornalista televisivo e anche ovviamente del gambero rosso, uno dei maggiori esperti del settore Spirits Italia, che ci ha appunto menzionato in un articolo abbastanza lungo sulla distillazione italiana, nella sezione Genio Italiano ha riconosciuto il nostro prodotto come fuori dagli schemi, un prodotto innovativo. Ecco, questo è stata una gratificazione importante che poi è allineata a quelle che sono sempre state le nostre 3 direttrici, cioè identità, valorizzazione del territorio e innovazione. Quindi un riconoscimento comunque inaspettato, che comunque veniva già dalla riconferma anche per la guida 2021 del Touring Club italiano nella selezione delle migliori aziende di spirits, quindi liquori distillati a livello nazionale. Come si può affrontare un percorso del genere? Sicuramente i fatti ci dicono virtuoso in soli 2 anni. Ma noi abbiamo da sempre pensato di differenziarci dal contesto di mercato, che vedeva ad esempio l'utilizzo di un alcol da cereali, quindi un alcol da grano. Noi siamo invece andati a farci realizzare da un'azienda che sta in Toscana un alcol da vino, utilizzando materie vinose del Brunello. Quindi abbiamo voluto dare tradizione, identità al prodotto, perché comunque l'Italia e anche la Sardegna ha una tradizione vitivinicola che è importante, quindi utilizzare già di base un alcol differente, una selezione delle materie prime, ma poi soprattutto anche un packaging importante con materiali importanti, vetro pregiato, platino nella serigrafia. Questo ci ha consentito di rivolgerci a un mercato sicuramente di nicchia, ma un mercato comunque che si sta sensibilizzando, sta crescendo. Oggi la spesa sul food e il beverage è preponderante rispetto a altri beni di prima necessità, parliamo di vestiti, di altre spese che in passato magari avevano una voce sul bilancio, sul budget di spesa personale superiore. Oggi la tendenza è ad apprezzare, a conoscere un prodotto di un territorio, ma soprattutto che sa raccontare una storia. Noi alla base di tutto il nostro non è un progetto commerciale fine a se stesso, il nostro è innanzitutto un progetto agricolo primario. Noi stiamo raccontando un territorio, noi stiamo raccontando una zona che ha una vocazione paesaggistica di pregio, che è la zona appunto di Castiadas, che si divide tra terra e mare con delle bellezze paesaggistiche uniche, e quindi partendo da un animale selvatico che è predominante in quel territorio, che è il cervo, abbiamo voluto dare il nome alla nostra azienda proprio identificandolo nel territorio e spingendo appunto sulla sua bellezza paesaggistica, sulle sue peculiarità. Ecco. Le conclusioni le affidiamo a un altro progetto ambizioso, che è quello di definire su molte qualità e molte produzioni il blockchain. A che punto siamo?
Blockchain diciamo così, c'è stata anche a livello istituzionale e regionale un certo tipo di attenzione. Per la prima volta. Per la prima volta si sta prendendo attenzione di questa tecnologia e noi ovviamente continueremo a spingere, a sensibilizzare in questo senso. Speriamo che si arrivi a una legge regionale sulla tracciabilità della filiera agroalimentare sarda con un marchio Made in Sardegna che possa garantire a tutti i produttori della filiera agroalimentare sarda una certezza di essere distintivi rispetto a tanti altri produttori a livello nazionale e internazionale che vorrebbero scimmiottarci. Grazie davvero. Grazie. Filippo Murru, presidente del Comitato degli Imprenditori Agricoli Sardi. Siamo arrivati alla metà della trasmissione, vi dico quelli che saranno gli appuntamenti del nostro percorso di questa puntata. Adesso ci occuperemo di automotive con due ospiti specialisti del settore, dopodiché concluderemo la trasmissione con le ultime notizie che riguardano l'assessorato regionale del lavoro. Grazie Murru. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In questa puntata abbiamo parlato di turismo, di impresa e adesso focalizziamo la nostra attenzione sul settore dell'auto. Lo facciamo con due approfondimenti, uno insieme a Tony Orione che rappresenta l'auto di carattere nipponico e poi approfondiremo questo discorso anche con Nicola Vacca che rappresenta Confindustria Automotive. Partiamo da quello che sta accadendo e che è accaduto nel 2021 e che il nostro ospite aveva ampiamente previsto. Il problema dei microchip ha creato un problema grandissimo per il settore dell'auto. Sì, in effetti il 2021 è stato un anno complicato perché c'era da recuperare l'anno della pandemia
Era partito bene il 2021, c'erano stati contributi per la rottamazione delle auto vecchie, stava funzionando tutto benissimo e poi la tempesta perfetta della crisi delle materie prime e dei microchip soprattutto ha creato una sbandata in termini di disponibilità di prodotto, sono mancate le forniture a praticamente quasi tutte le marche automobilistiche, chi più chi meno, pur vendendo non riceveva il prodotto da consegnare ai clienti. Abbiamo avuto ritardi mai visti prima, devo essere sincero, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi per consegnare un'auto non si era mai visto neanche forse negli anni 60 e quindi i numeri del mercato sono stati più bassi del previsto. L'anno ha comunque chiuso col segno positivo sia a livello nazionale che a livello locale, il mercato dei privati ha segnato un 4-5% in Italia, un 8% nella nostra regione, perché qui la rottamazione ha avuto più successo, essendoci un parco circolante più vecchio, però non si sono potuti scaricare a terra i contratti, perché l'acquisito è stato comunque superiore a quello che è il reale risultato poi delle vetture effettivamente targate. La situazione perdura, anche se è in miglioramento, adesso i tempi di consegna si sono molto abbreviati, poi noi come Toyota abbiamo avuto la fortuna che la casa, essendo la più grossa multinazionale del settore, è riuscita a tamponare, alimentando comunque il mercato, anche se in maniera meno efficace del solito, e quindi siamo andati anche meglio, però abbiamo i clienti in attesa da tempo, l'anno è iniziato, sembra benino, ma sono contratti vecchi. A livello di domanda quest'anno c'è un po' di attesa perché gli incentivi che sono finiti praticamente qualche mese fa non sono stati confermati, c'è un po' di attesa, sembra che il governo voglia continuare a rifinanziare questa campagna di rottamazione, però tra il ritorno della pandemia, un mercato generalmente dei beni di consumo un po' in sofferenza, non sappiamo come andrà il 2022. Le premesse sembrano interessanti perché ci sono tanti lanci di prodotti nuovi, almeno per i marchi che mi riguardano, però la situazione andrà a normalizzarsi, penso, nel secondo semestre, adesso soffriamo ancora. Dottor Orione, andiamo al dettaglio. Per l'impresa industriale legata all'automotive nipponica è più facile avere un rapporto con la Cina, che è la base del microchip mondiale, rispetto all'Occidente europeo? Ma quello che diciamo il cliente medio, insomma il pubblico non conosce, è il fatto che ormai tutte le marche automobilistiche, quelle storiche occidentali, hanno un rapporto molto consolidato col mercato cinese, tutti producono e vendono in Cina anche attraverso partner o con fabbriche proprie, per cui c'è la possibilità per le case, soprattutto diciamo giapponesi, coreane, ma anche europee, meno le statunitensi, tranne General Motors, di approvvigionarsi su quei mercati. È chiaro che in una situazione di carenza di prodotto le multinazionali privilegiano i mercati più ricchi, dove possono vendere prodotti più costosi, e diciamo, si privilegia i mercati più forti. L'Italia in questo senso non è più un mercato così importante, se non dal punto di vista dell'immagine, perché il nostro mercato ormai è sotto 1,5 milioni di vetture targate all'anno. Se pensiamo che il mercato cinese ne fa circa 22-24 milioni, capiamo bene che se le macchine sono poche vengono indirizzate verso i mercati più importanti. Il problema in Europa è stato anche quello, ma è un problema che si è trovato in tutti i mercati, anche il mercato statunitense ha perso molti numeri, General Motors in particolare dopo 90 anni non è più il primo marchio negli Stati Uniti, perché è stata superata da Toyota, che appunto ha avuto più disponibilità di prodotto rispetto a loro.
credo che ci sarà una riorganizzazione delle produzioni, il mercato europeo. La domanda che si fa il nostro telespettatore ascoltandoci, ma nell'Occidente non si possono produrre i microchip? Il problema è che abbiamo, non solo per i microchip, ma per tanti prodotti industriali, abbiamo favorito la delocalizzazione verso questi mercati perché erano più economici. E allora in tutti i settori, non solo nell'auto, ma anche nei settori del tessile, dell'edilizia, sono mancati le materie prime, i semilavorati che venivano affidati a paesi che un tempo venivano considerati del terzo mondo, ma che adesso hanno un'industria manifatturiera all'altezza, forse anche superiore alla nostra come innovazione tecnologica, e quindi siamo dipendenti. Sia in Europa che negli Stati Uniti si sta sviluppando nuovamente una industria di produzione per questo tipo di componentistica, però mancano le materie prime per costruire questi semilavorati, perché la Cina e altri paesi si sono accaparrati tutte le produzioni minerarie, per cui è un gatto che si morde la coda. Abbiamo pensato che fosse più semplice, invece adesso è più complicato. Parliamo del 2035, all'orizzonte la chiusura della produzione delle macchine con motori diesel e benzina. Allora, il problema del termico, c'è questo orizzonte temporale che insomma mancano più di 10 anni a questa deadline, come viene detta. La cosa riguarda esclusivamente il mercato europeo, è da chiarire. Sì, perché è una decisione comunitaria. Di un quinto del mercato mondiale, per cui le case continueranno a produrre motori a combustione interna, però non potranno venderli sul mercato europeo. Qui chiaramente i player del mercato europeo, quelli che vendono soprattutto in Europa, sono in difficoltà, perché non puoi fare 3, 4, 5, 6 tipi di motori diversi. Se il tuo mercato prevalente è l'Europa, sarai costretto a fare tutto elettrico. Sappiamo che ci sono dei problemi di costi di produzione, nel nostro mercato ci sono problemi anche soltanto di possesso di queste vetture. È chiaro che c'è una dozzina d'anni per adeguare le reti di distribuzione dell'energia elettrica, per adeguare i costi di produzione, però è proprio di questi giorni una discussione per cui c'è una specie di ribellione da parte dei produttori europei, soprattutto Stellantis, ha detto che forse questa linea di chiusura totale è un po' eccessiva, perché si perderebbero parecchi posti di lavoro fondamentalmente. Ecco, ma questo è un discorso che stanno portando avanti italiani e francesi, ma i tedeschi dovrebbero appoggiare un discorso di questo tipo, altrimenti il successo non è scontato. Conversione all'elettrico, soprattutto il gruppo Volkswagen, perché hanno avuto lo stimolo, diciamo, del Dieselgate, per cui per una questione anche di immagine hanno anticipato i tempi, però c'è sempre anche lì un problema di capacità produttiva. Convertire una fabbrica che faceva motori termici a far motori elettrici vuol dire per il mercato europeo una riduzione dei posti di lavoro fondamentalmente. Si parla di 70.000 posti di lavoro in Italia. Il problema è quello, o si decide di fare una conversione tout court, però si rischia di perdere, passatemi il termine, clienti, perché oggi un'auto elettrica, tranne quelle diciamo basiche prodotte in Cina, ha i costi del 30-40% più alti rispetto a una vettura tradizionale, per cui molti clienti non se la possono permettere. C'è questa polemica per cui l'auto diventerà un qualcosa per ricchi, è un po', anche lì bisognerà aspettare qualche anno, non è che possiamo oggi capire cosa succederà, perché comunque i tempi di trasformazione delle fabbriche ci vuole almeno un quinquennio per questo tipo di trasformazione. Chiaramente l'industria europea rischia di perdere quote di produzione, perché anche lì è più facile comprare un'auto già fatta in Cina che costruirla qua, e questo è il vero problema. Parliamo adesso in conclusione di quella che è la problematica legata al mercato dell'usato. C'è una grande richiesta, ma mancano i pezzi. Anche quello è un qualcosa di mai visto, sinceramente. Io faccio questo lavoro da più di 30 anni, non era mai successo che ci fossero i cosiddetti piazzali vuoti.
Oggi se uno vuole acquistare una macchina usata trova dei prezzi più alti rispetto anche solo a 6 mesi fa del 20%, perché non c'è il rientro da parte dei clienti che acquistano il nuovo, un po' perché ne abbiamo rottamato tante, pare 500.000 l'anno scorso, e un po' perché non essendoci il nuovo, il cliente che ha l'usato in mano me lo porterà fra qualche mese. Noi abbiamo richieste, è una situazione di tutta Italia ovviamente, l'usato ha per un po' soppiantato la mancata disponibilità del nuovo, adesso è finito anche quello. Ma mentre i prezzi del nuovo sono aumentati di 4-5 punti, il valore dell'usato è aumentato anche del 20%. È una situazione davvero poco credibile, perché i clienti quando arrivano qua non sapendo questa situazione si stupiscono che la macchina che cercano sia davvero introvabile. A questo punto il cliente che viene in concessionaria e promuove la vendita della sua autovettura trova le braccia aperte dell'interlocutore. Noi infatti valutiamo l'usato di più rispetto a qualche mese fa, proprio perché c'è questa carenza, però c'è una problematica anche lì. Io oggi quoto la macchina un tanto, il cliente me la riporterà fra 6 mesi con più chilometri, magari con qualche danno, magari fra 6 mesi il prezzo si abbasserà, c'è un po' di incertezza. L'unica cosa certa è che c'è tanta gente che non riesce a soddisfare la propria esigenza di mobilità e difatti sta creando molta confusione. I clienti si arrabbiano con noi per una situazione che non dipende da noi. Grazie davvero Tonino Rione, adesso andiamo con la linea alla regia, dopodiché completeremo il nostro discorso che riguarda l'automotive con Nicola Vacca che rappresenta questo settore in Confindustria. A tra poco, grazie Orione. Prego, grazie a voi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il pronto servizio ecologico in caso di emergenze con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E adesso siamo alla volata finale, ancora 2 appuntamenti, ricordo che l'ultimo sarà con l'assessora regionale
del Lavoro Alessandra Zedda, che è anche vicepresidente dell'esecutivo regionale. Adesso siamo negli uffici del gruppo Special Car con Nicola Vacca, che rappresenta il settore automotive in Confindustria, ma è anche consigliere nazionale di Federauto. Vediamo con il dottor Vacca i numeri che riguardano l'anno che si è appena concluso. Allora, l'anno che si è appena concluso, a livello nazionale c'è stata una crescita del mercato rispetto al 2020 degli 5 punti percentuali a livello nazionale. A livello Sardegna siamo cresciuti dell'8%, però se consideriamo i numeri su un anno normale, quindi il 2019, abbiamo perso il 27% di mercato. Come è andato il mercato italiano? Il mercato italiano è cresciuto di 5 punti e mezzo, 2021 su 2020. Nonostante le grandi difficoltà dell'Alfa Romeo? Ma sì, diciamo il gruppo Fiat è cresciuto in linea col mercato, mentre Alfa Romeo per esempio è sceso di circa il 34%, quindi credo sia dovuto anche al fatto che hanno pochi modelli, poca produzione, quindi il problema credo sia quello. Quali sono i maggiori problemi che dovrete affrontare in questo 2022? Ma il primo problema è la scarsità del prodotto, cioè le case hanno difficoltà, così come nel 2021, a produrre le macchine così come da richiesta dei clienti, quindi noi ci troviamo con degli stock bassi, quindi non c'è più il pronta consegna, ma soprattutto tempi di attesa abbastanza lunghi. Vediamoli nel dettaglio, quanto può attendere un cliente che ordina la macchina oggi? Diciamo dai 2-3 mesi sino anche a 7-8 mesi, dipende dalla versione, dal modello, da se è molto richiesto, se le capacità produttive delle fabbriche sono a pieno regime oppure no, quindi ci sono tempi abbastanza lunghi. Quindi, riassumendo, ci sarebbe la richiesta ma c'è una difficoltà nell'accontentarla. Sì, la richiesta, devo dire la verità, c'è, i clienti vogliono cambiare le macchine, hanno necessità. Questo nonostante non ci siano più gli incentivi dello Stato? Sì, diciamo che gli incentivi fanno muovere più l'elettrico e l'ibrido piuttosto che i canali tradizionali, anche perché non ci sono, sul tradizionale sono veramente talmente esigui che non serve per muovere quel mercato. Ci sono i clienti sia per le macchine tradizionali, quindi a combustione interna, sia per le macchine elettriche e ibride, però non c'è prodotto. Come si sta muovendo la vostra organizzazione Federauto davanti a questa decisione comunitaria che vuole le auto con motore termico non più in produzione dal 2035? Allora, Federauto ovviamente non essendo un produttore non è che può combattere questo discorso. Diciamo che i produttori di auto si stanno tutti schierando perché ovviamente si capisce bene che la produzione di macchine elettriche può andare avanti se di pari passo ci sono infrastrutture per le ricariche. Oggi io parlo dell'Italia perché conosco bene l'Italia e non parlo di altri mercati, ma comunque l'Italia è indietrissimo, cioè non abbiamo punti di ricarica, non abbiamo distribuzione energetica, non abbiamo, per non parlare poi della Sardegna. E quindi ovviamente non essendoci punti di ricarica, non essendoci distribuzione di corrente capillare, quindi con punti sparsi in tutta la Sardegna, ovviamente il cliente non è incentivato a prendere una macchina elettrica, anche perché ahimè le macchine elettriche richiedono comunque dei tempi di ricarica un po' più lunghi rispetto al semplice mettere gasolio o benzina e soprattutto delle pause che devono essere già preorganizzate, quindi l'itinerario che uno deve fare deve essere già scelto quando si fanno percorrenze lunghe. La macchina io elettrica la vedo più come macchina da città, una macchina che percorre quei 200-250 km, quindi in un giorno, 2 giorni uno ci gira tranquillo senza bisogno di dover ricaricare e quando torna a casa la ricarica. Parliamo adesso del problema che riguarda anche l'auto usata. Se è difficile oggi avere in pronta consegna un'auto nuova, è difficile reperire sul mercato macchine datate. Sì, allora oggi il problema dell'usato c'è perché ovviamente rallentando la produzione, rallentando le consegne delle macchine a clienti nuovi, del nuovo, ovviamente si ritira meno usato, quindi ritirando meno usato abbiamo meno usato a disposizione, le case automobilistiche che prima facevano
delle operazioni con le società di noleggio a lungo, a breve, e quindi comunque c'era un ricambio di auto abbastanza veloci, anche fresche, diciamo, come usato un anno e mezzo, 6 mesi. Oggi ovviamente, non avendo capacità produttiva le fabbriche, dobbiamo rallentare questi canali, no? Il canale del noleggio a breve, del noleggio a lungo, e ovviamente questo ci blocca anche poi l'approvvigionamento di usato per noi concessionari. Anche voi avete valutato che il mercato dell'usato abbia avuto con questa situazione una supervalutazione? Sì, certo, non trovandosi usato, l'usato è salito di prezzo, quindi ovviamente, diciamo, da un lato è una buona notizia per i clienti che la loro macchina oggi vale di più. È anche vero che chi deve cambiare la macchina oggi la paga un po' di più rispetto in passato. È ovvio che è tutto proporzionale, quando ci sono grandi saldi il prodotto poi dopo vale meno. Quando il mercato torna alla normalità, cioè a vendersi con degli sconti normali, ovviamente l'usato sale di prezzo. La Sardegna è sempre al primo posto, maglia nera per quel che riguarda l'anzianità del parco auto? Sì, la Sardegna purtroppo è sempre tra le ultime regioni d'Europa per quanto riguarda la vetustà del parco circolante. Si parla di 12-15 anni? Sì. Bisognerebbe fare un'azione, adesso anche la regione potrebbe, insomma, proporre qualcosa, perché comunque è vero che la regione è molto grande, non abbiamo dei grossi, a parte la provincia di Cagliari, tutto il resto, diciamo, girano comunque in campagna, e quindi si sente meno l'inquinamento, però avendo un parco circolante così vecchio inquina sicuramente di più. Siamo all'ultima domanda, dottor Vacca. Qual è l'obiettivo migliore che può sognare chi fa il vostro lavoro oggi in Sardegna? Beh, l'obiettivo migliore è intanto che il mercato continui a tirare come è successo nel 2021, quindi che ci sia la richiesta che c'è stata nel 2021 e anche qualcosa in più, magari aiutato da incentivi e quant'altro, e soprattutto che le case ci diano le macchine da poter consegnare, perché altrimenti noi vendiamo, facciamo portafoglio ma non riusciamo a consegnare e quindi perdiamo fatturato. Un'ultimissima curiosità. Fino a che punto questo termine del 2035 per la produzione delle auto termiche è stato influenzato dal gruppo Volkswagen dopo il Dieselgate? Beh, diciamo che l'accelerata da parte della comunità europea è stata data dopo il Dieselgate, perché prima c'erano dei parametri molto più lunghi e secondo me sono sentiti presi in giro e quindi hanno voluto anticipare questi termini, non considerando che ovviamente per fare una strategia di questo tipo bisogna lavorare su tutto, bisogna lavorare sulla distribuzione energetica, sulla produzione energetica, perché non dimentichiamoci che oggi in Italia il 70% dell'energia viene prodotta dal petrolio piuttosto che da carbone, quindi comunque non è un'energia pulita, quindi prima bisogna passare all'energia pulita in fase di produzione. Poi bisogna fare una buona distribuzione dell'energia, perché l'altro problema che abbiamo oggi, se dovesse crescere molto la richiesta, il fabbisogno di energia, ovviamente la distribuzione non è ottimale, cioè non c'è, in certe zone veramente è scarsa. E poi per ultimo si deve cambiare il parco circolante, quindi noi stiamo facendo il contrario, no? Si vuole cambiare il parco circolante non avendo comunque né la capacità produttiva, tanto meno una capacità produttiva di energia verde. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi,
la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione, puntata che abbiamo aperto sul mare del porto di Cagliari con l'autorità di sistema Massimo Deiana. Adesso parliamo di lavoro come facciamo tutti i mesi con Alessandra Zedda. Da dove partiamo? Partiamo da quanto ha detto per confortare gli operatori del settore dei pubblici esercizi nel loro primo congresso regionale. Lei ha parlato di uno stanziamento importante per destinazione lavoro Sardegna. Sì, è una misura che oramai possiamo definire strutturale, perché è quella misura che va a incentivare le assunzioni stagionali proprio nella filiera turistica. È una misura molto importante perché va a tagliare il costo del lavoro di tutti i dipendenti stagionali delle strutture ricettive, piuttosto che dei ristoranti, piuttosto che di tutte le attività collegate alla filiera turistica, che addirittura annoverano le guide, piuttosto che il servizio di intrattenimento, piuttosto che le grandi pulizie, le attività appunto collegate alle della ristorazione piuttosto che dell'hospitality. Crediamo che siano delle misure che incontrano sempre il favore dei nostri operatori della filiera turistica, e proprio in questi giorni è appunto in pubblicazione il bando, che è stato completamente rivisitato anche a seguito di un incontro che abbiamo avuto online con tutti gli operatori coinvolti, e abbiamo semplificato di gran lunga le procedure. In questo modo tutti coloro che poi sono i beneficiari, potranno fare la domanda online in maniera equa. Perché dico questo? Perché ci saranno solamente 3 celle, così in termini tecnici si dice, da compilare, e tutti avranno la possibilità di essere collegati quindi nello stesso momento. Non ci saranno grandi differenze di tenuta di rete, perché sappiamo che la Sardegna ha una fibra differente a seconda dei comuni. Quelli più interni hanno più difficoltà, ovviamente i grandi centri sono messi in condizioni di operare più velocemente. Invece così, semplificando le procedure e consentendo a tutti di fare il primo click contemporaneamente, crediamo di aver davvero fatto un buon lavoro. Ho parlato di click, ma non di click day, perché questo bando non è un click day, ma ci saranno ovviamente le istruttorie sulla base della data e dell'orario di ricevimento delle domande. Come sempre è una misura, lo voglio sottolineare, che la Regione Sardegna, perlomeno da quando io ho l'onore di rappresentare i sardi in questo assessorato, ha avuto la copertura totale di tutte le domande pervenute.
diciamo anche ciò che non va bene, ovvero la tempistica di pagamento. Le procedure poi appunto dei controlli e delle ammissibilità sono complesse, perché parliamo anche di fondi comunitari che dobbiamo certificare anche noi per primi, però la buona notizia è che dopo lunga e penosa malattia, come si suol dire, proprio in questi giorni stiamo completando i pagamenti del DISAL, così viene chiamato tecnicamente, 2019-2020. Una curiosità del cronista che è andato a controllare con attenzione quanto programmato da Destinazione Lavoro. Per gli under 35 sono previsti 3 milioni, molto di più per gli over 35. Sì, intanto la misura è una misura che deve essere obbligatoriamente ripartita tra under 35 e over 35. Nel corso di questi 3 anni oramai abbiamo fatto uno studio e abbiamo appreso che le domande degli over 35 arrivano in misura superiore, perché gli over 35 tra l'altro hanno anche quella sacca particolare, quel target che viene definito del disagio e che va fuori anche dal de minimis, ovvero da quello che può essere sovvenzionato e deve però poi rientrare in quel contributo che si chiama appunto de minimis, e della possibilità di poter ricevere dei contributi a fondo perduto in tema europeo. Ecco, quindi le domande quindi le assunzioni degli stagionali sono superiori per gli over 35. Tuttavia la misura è sempre stata mixata, ovvero qualora avanzassero delle risorse più su una misura piuttosto che sull'altra, abbiamo sempre l'opportunità di coprire dove c'è la maggiore richiesta. Andiamo avanti, secondo tema riguarda Garanzia Giovani, perché avete prorogato al 28 febbraio la possibilità di accedere a questo bando. Sì, perché Garanzia Giovani è un bando molto importante, tra l'altro legato anche all'istruzione terziaria, e quindi crediamo, cioè è un incentivo. Noi vogliamo che i ragazzi assolutamente non diventino dei NEET. I NEET sono in particolare i giovani che non studiano e non cercano il lavoro. Ecco, ricordiamo che riguarda Garanzia Giovani chi ha un'età compresa nella forbice tra 18 e 35 anni. Esattamente, quindi sono i cosiddetti under 35 ma con la maggiore età. E devo dire sta avendo un trend appena diciamo un po' flebile, l'asticella sta incominciando ad abbassarsi. Speriamo di poterla, il sogno ovviamente, la sfida è di azzerarla, però comunque già questo trend, seppur flebile, ci porta ad insistere e quindi a continuare ad investire in questo senso. Dulcis in fondo, parliamo di Fondo Sociale Europeo, perché qui ci sono grandi novità che riguardano una programmazione dal 2021 al 2027 che è cresciuta di 138 milioni di euro. Esatto, questa è la notizia importante, perché va sostanzialmente a caratterizzare i prossimi 10 anni della nostra regione in tema di Fondo Sociale Europeo, che ricordo comprende tutte le politiche della occupazione e della inclusione sociale e della istruzione e formazione in particolare. C'è poi anche un aspetto importante dell'infanzia, dove tra l'altro è abbinato a donne e giovani, che sono i target ancora di massima riferibilità. Vediamo perché sono aumentate queste risorse. Intanto perché siamo tornati nell'obiettivo 1 e siamo partiti da un contributo che da 440 milioni è schizzato a 605 milioni, ma grazie al lavoro di concerto che abbiamo fatto con tutto il partenariato sociale, ma in particolare con il collega Giuseppe Fasolino e quindi con l'assessorato della programmazione, come buoni fratelli ci siamo aiutati e abbiamo fatto sì che appunto il Fondo Sociale Europeo potesse crescere fino a 906 milioni circa.
Quindi questo vuol dire che quasi 1 miliardo di euro sarà nella disponibilità delle politiche appunto per le sfide, per le mission che ho detto poc'anzi, e sostanzialmente, per farlo capire ancora meglio ai nostri ascoltatori e soprattutto ai sardi, dovremo intervenire ancora per tagliare il costo del lavoro sia di coloro che stanno in pancia alle aziende, ma incentivare le assunzioni sia degli stagionali con il bando per esempio Destinazione Sardegna Lavoro, che con i bonus assunzionali che vanno a dire ad un'azienda: assumi, perché la regione per un tot di tempo, minimo 1 anno, ti garantisce il sostegno e quindi magari non pagherai più il 100% del costo complessivo del lavoro del dipendente, ma magari lo paghi al 60%, al 50%. Sono misure molto importanti per incentivare l'occupazione, così pure come le misure che andranno a diminuire quel gap che oggi c'è tra l'offerta e la domanda di lavoro. Sarà determinante la formazione e l'istruzione terziaria per i prossimi anni, perché a partire anche dal PNRR, che sono risorse aggiuntive, ma tutta la nostra programmazione comunitaria per i prossimi 10 anni ha grandi investimenti in formazione. Dovremo essere capaci di individuare quei target da coprire immediatamente e da mettere in formazione, proprio perché e proprio per questo abbiamo voluto abbinare molti fondi anche del bilancio regionale per intervenire appunto e rispondere alle aziende che oggi ci chiedono quelle figure professionali che sono assenti nel mercato. L'ultimo aspetto, che è proprio quello che va ad incrementare l'inclusione ma attraverso l'istruzione, è il potenziamento della cosiddetta scuola terziaria, ovvero denominata tecnicamente IFP, che è la scuola di formazione professionale. Dovrebbero essere già noti i dati che riguardano il quinto anno? Sono noti i dati che riguardano il quarto a breve, perché le iscrizioni appunto finiscono entro questo mese. Ci auguriamo una grande iscrizione anche per il quarto anno, ma a fine del 2022 metteremo in cantiere il quinto. Quindi questo è confermato? È confermato, poi il raggiungimento lo potremo dire solo a fine anno. Ecco, un particolare del budget previsto a livello comunitario: 61 milioni di euro sono investiti sulla donna e sulla parità di genere. Diciamo che è un anno crocevia da questo punto di vista, nel senso che oggi dobbiamo impostare davvero una ricerca della parità a tutti i livelli, una parità che deve essere prima di tutto ovviamente di genere, ma non solo. Oggi io credo che dovremmo ricercare forse una parità, visto anche quello che succede quando si sfasciano e si distruggono le famiglie per mano quasi sempre ovviamente di un padre e di un marito. Oggi ad essere colpiti sono anche moltissimo i minori. Notizia di ieri, insomma, la devastazione della famiglia per una faida tra fratelli ovviamente in Lucania, e questo crediamo che non possa più esistere, perché siamo nel 2022 e non è pensabile che dopo tutti gli investimenti fatti, anche le ragioni della ricerca della parità, si viva ancora di questo scempio, di questi delitti che sono veramente, che ammazzano l'umanità. E quindi credo che l'investimento in parità e donne e infanzia possa essere davvero un'opera molto molto importante che dobbiamo mettere in campo rapidissimamente. Noi però dobbiamo anche dire che su questo i fondi europei, e quindi questi 60 milioni di euro nell'immediato, potranno essere operativi solo da settembre 2022, quindi siamo già in ritardo. Pensate che la programmazione si chiama 21-27, ma in genere si va al cosiddetto N+3, ecco perché io ho parlato dei prossimi 10 anni, perché stiamo già partendo con 1 anno e mezzo in ritardo, e questa volta non è certo colpa della Regione Sardegna, ma sono le norme europee e le procedure europee
che ci portano ad avere questo ritardo. Noi dovremmo essere capaci e bravi di invece intensificare quello che spetta a noi, come la produzione del quadro appunto del programma Piano 2027 in tempi rapidissimi, così insomma in modo che magari, chissà, noi speriamo sempre che possa arrivare qualche notizia prima di settembre. Stanno partendo i titoli di coda. Un mese fa, quando ci siamo trovati, l'assessora sognava di risolvere il problema di Air Italy. Pochi giorni dopo invece sono arrivate le lettere di licenziamento. Ma devo dire che purtroppo è andata così, ma aggiungerei un per ora, perché si sta ancora lavorando per cercare di trovare intanto una soluzione normativa che possa prevedere una misura alternativa al loro licenziamento, e poi anche perché comunque noi, e quando dico noi dico Regione Sardegna, noi siamo al fianco dei nostri lavoratori, e non più tardi di ieri c'è stata la riunione che appunto ha chiarito i percorsi per attuare il FEG, che lo ricordo è il Fondo Europeo di Governance di Politiche Attive destinate ai lavoratori di Air Italy, quasi ad persona. Così pure come per i lavoratori del Porto Canale, quindi ci siamo visti ieri in un incontro importante con i sindacati e con ASPAL, perché lo ricordiamo, questa misura è in capo alla nostra Agenzia per il Lavoro, che l'ha curata e devo dire è stata determinante per l'ottenimento, e quindi il programma l'abbiamo voluto condividere proprio ieri anche con le forze sindacali, con cui c'è assolutamente un ottimo rapporto anche di carattere programmatorio, di carattere attuatorio per quanto riguarda appunto questa misura. Grazie davvero Alessandra Zedda, ci ritroviamo tra 7 giorni, grazie ancora. Grazie. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.